Euroregione News. Scriptorium Foro-Iuliense. Scrivere in bella come un tempo. Nella splendida e gustosa collina di San Daniele del Friuli c'è chi scrive davvero bene. Lo Scriptorium Foro-Iuliense è un centro di formazione per amanuensi e produzione di testi in scrittura antica, come ci racconta il presidente Roberto Giurano. Lo Scriptorium è una scuola volta alla creazione di nuovi amanuensi, di giovani amanuensi che frequentano la nostra scuola, soprattutto con corsi serali, e poi si avviano a questo mestiere, un mestiere molto antico e molto ricercato. La formazione consiste in di solito tutto il periodo invernale con cadenza di 2 volte a settimana, fascia serale, e poi ci sono dei corsi intensivi, di solito sabato e domenica, e arrivano da tutto il mondo fino alla creazione di una vera e propria foresteria all'interno della scuola che funge da convitto. L'utente o l'allievo arriva qui, può pernottare e può anche seguire le lezioni. Accanto alle classiche lezioni abbiamo il museo prefilatelico, che comprende 500 frastampe e proclami, sia stampati che manoscritti, che vanno dal 1700 al 1900, e in più il fondo Ascoli, che è una biblioteca atta allo studio della scrittura in tutte le sue forme, che comprende circa 5.000 libri datati dal 1500 fino al 1900. Molte sono le richieste per le visite guidate da parte di scolaresche o utenti in genere, sia dall'Italia che dall'estero. Arrivano qui. L'anno scorso sul Castello di Ragogna abbiamo avuto circa 10.000 utenti. Adesso qui a San Daniele abbiamo creato una nuova forma per le visite guidate con l'Opificium Librorum all'interno del chiostro, più offriamo la possibilità di frequentare dei workshop per appunto volti all'insegnamento delle scritture medievali. All'interno dell'Opificium Librorum c'è un percorso dedicato, dalla realizzazione della carta e della pergamena alla scrittura, alla miniatura e la rilegatura. L'utente che arriva può imparare o vedere come si realizzava un vero libro nel Medioevo. I workshop invece sono dediti alla scrittura e a volte anche alla miniatura, a seconda della richiesta dell'utente. I nostri utenti sono diversi, vanno dall'insegnante, da giovane che vuole un mestiere e unirlo a delle tecniche moderne, ovvero quelle della grafica. Infatti noi adesso stiamo volgendo a fare la scrittura a mano e poi creare dei nuovi font con appunto dei programmi di grafica dedicati, fino alla scrittura su tessuti e su qualsiasi altro supporto, anche su vetro. Quindi partire dall'antico per arrivare al moderno. I nostri utenti appunto sono svariati, va dall'insegnante, perché al giorno d'oggi nelle scuole prima di insegnare ai giovani bisognerebbe insegnare a scrivere agli insegnanti, perché i giovani insegnanti fanno già parte di una nuova generazione che ha imparato a scrivere sul computer. Quindi la scrittura a mano va insegnata prima a chi insegna e poi a chi impara. Con lo studio e avendo avuto 1700 allievi a disposizione, abbiamo appreso anche delle tecniche che pare aiutino ad attenuare i disturbi di DSA, disgrafia e dislessia. Infatti con il Burlo Garofalo di Trieste sta per partire una ricerca insieme, cofinanziata appunto su un progetto che volge all'attenuazione dei disturbi di DSA e brevettare un nuovo metodo. Tutti i dati relativi allo Scriptorium e le eventuali prenotazioni, sia per corsi che per visite, sono reperibili al sito librorum.it. Da San Daniele del Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.